Buonasera, vi chiedo una cortesia di sedervi, per cortesia, così riusciamo a capire se ci sono dei posti liberi e far accomodare qualcun altro. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. Un saluto a tutte le autorità presenti, saluto il signor Sindaco. E per me è una vera emozione essere qui su questo palco a dare il via a questo evento, l'inaugurazione della Casa della Musica in questa stupenda piazza del tutto rinnovata. Si tratta di un sogno personale, condiviso con il maestro Massimo Mascherini e con il direttivo, nato parecchio tempo fa e che oggi si avvera. Un sogno realizzato grazie ad un incredibile gruppo di persone con cui in questi anni ho condiviso tanto impegno, fatiche, ma anche bellissime emozioni. E accanto al direttivo una fantastica squadra di professionisti e grandi musicisti che hanno fatto crescere la Scuola di Musica Città di Pordenone, mettendo a disposizione competenze, professionalità, disponibilità e tanta passione nel lavorare, soprattutto con i giovani. Avrete modo di vedere alcuni di loro all'opera tra pochissimo.
Ci tengo però anche a raccontarvi perché io oggi sono qua, che musicista non sono. Una passione per la musica ed in particolare per la didattica musicale, nata durante un percorso di vita durato 30 anni, a fianco della mia cara moglie Claudia. Prematuramente scomparsa ormai quasi 6 anni fa, a cui oggi non può non andare il mio pensiero. Ma la vita, come tutti voi sapete, una volta attraversata una porta anche molto dolorosa, ne offre di nuove da aprire per chi vuole. E così, con questa forte motivazione, è iniziato il mio cammino con la Scuola di Musica Città di Pordenone. Un cammino fatto di belle testimonianze, ancora vive, che ci sono arrivate, che mi sono arrivate, dai bambini e dai ragazzi che hanno avuto Claudia come insegnante. Queste testimonianze mi hanno fatto capire l'importanza dell'insegnamento della musica, cosa vuol dire per un bambino, per una bambina, per i ragazzi, fare un'esperienza nella musica. È una formazione per la vita, un dono importante che nutre e arricchisce l'anima, al di là del percorso che poi ognuno sceglierà di fare. È con queste convinzioni che il direttivo della scuola ha intrapreso e decide ancora oggi di implementare nuovi progetti e nuovi percorsi didattici. La musica è parte dell'essenza stessa di ciascuno di noi fin dal momento in cui siamo nel ventre materno e, pur senza averne consapevolezza, ascoltiamo il battito del cuore di nostra mamma. Così l'educazione musicale non inizia con lo studio di teorie, ma con l'ascolto di un mondo di suoni e vibrazioni che ricordano l'ambiente embrionale. I bambini, da quelli più piccoli, attraverso le esperienze musicali, sviluppano e migliorano la percezione sensoriale, la coordinazione psicomotoria e poi ancora il rispetto dei ruoli, delle regole e lo sviluppo della propria sfera emozionale. Crescendo, per i ragazzi, la musica è integrazione, aggregazione, collaborazione. L'educazione musicale e il fare musica insieme combattono tra l'altro la dispersione scolastica, ma è soprattutto una possibilità per loro di manifestare le proprie gioie, le proprie sofferenze, insomma le proprie emozioni. Per questo la scuola ha sempre promosso, e continuerà a farlo, molti progetti collettivi per i giovani, come l'orchestra giovanile e la musica d'assieme. Non dimentichiamo che anche per gli adulti la musica risponde a bisogni importanti e profondi, come il rimettersi in gioco, trovare nuovi stimoli, vivere nuove esperienze, recuperare entusiasmo. E di conseguenza noi formuliamo le nostre proposte. Proposte che con un'attenzione particolare, come è giusto che sia, sono rivolte ai diversamente abili e alle specifiche didattiche musicali pensate per loro con cui stimolare la loro capacità percettiva, la loro comunicazione, stimolando la creatività e migliorando l'apprendimento, perché la musica è fonte di gioia, divertimento e ti aiuta a stare meglio. Insomma, dopo avervi raccontato tutto questo, la diciamo con Nietzsche: senza musica la vita sarebbe un errore. La Casa della Musica, realizzata da un'amministrazione sensibile e attenta alle ricchezze e alle eccellenze del territorio, vuole rappresentare un'occasione unica per la città, della città, per dare l'opportunità a quanti più bambini, ragazzi e persone sarà possibile di vivere la musica, di fare esperienza con la musica e di portarsi nella vita un vissuto unico anche per chi non sceglierà di fare il musicista di professione. Questa struttura è una vittoria della musica e di tutti coloro che hanno rappresentato Pordenone nell'universo musicale, di tutti coloro che lavorano e credono ogni giorno nel valore della stessa. E adesso permettetemi di chiamare sul palco i fondatori dell'associazione, il direttore, maestro Massimo Mascherin, e il maestro Marco Lagni. Maestri, se volete raggiungermi sul palco, vi ringrazio. Grazie.
Per tutti questi motivi e per il nostro desiderio di collaborare e fare gruppo, il nostro progetto vede coinvolte tantissime realtà del mondo della formazione musicale, anche trasversali ai vari gradi di istruzione e non solo. Quindi lasciatemi citare e ringraziare i nostri partner. La cooperativa Accordo, che amministra e gestisce sotto il profilo contrattuale tutti i nostri docenti e anche quelli di altre realtà. Il maestro Marcolagni ne è anche il presidente. Lasciatemi ringraziare la squadra, Valentina Chiarot e Roberto De Simon, colonne portanti dei servizi economico-amministrativi della scuola. Continuo con i ringraziamenti dei partner, il Collegio Don Bosco, l'Istituto Vendramini, l'Asilo Sacro Cuore e poi il Coro Polifonico Città di Pordenone, il Coro Santa Lucia, l'Associazione Enjoy Life e poi ancora le scuole di musica, l'Associazione CEM con l'Accademia di Canto Vocem, la cooperativa Sound CEM, la Scuola di Musica Vincenzo Ruffo e ancora la scuola pubblica, l'Istituto Comprensivo di Rorai Cappuccini. La scuola collabora poi in convenzione diretta con il Conservatorio di Trieste e attraverso il Cosmus con quello di Udine. Voglio però citare e ringraziare anche le altre persone speciali della scuola che non ho avuto modo di ringraziare finora. Laura Zimmer, la nostra social media manager, la professoressa Nancy Fiumara, che oltre a essere una super insegnante di canto, ha curato personalmente molti degli eventi per la scuola. E le collaborazioni più strette, Don Alessandro Tracanelli, che tra poco ci raggiungerà, della parrocchia Beato Dorico, che ci ha sostenuto in tutti questi anni, il dottor Michele Sessolo, dello studio commercialista associato Porcaro Gregoris Sessolo, l'avvocato Valentina Arcidiacono, dell'omonimo studio legale, e ancora Maurizio Poles di MP Musica, la CLAPS, il Video Service Forma Communication, Conf Cooperative Pordenone, gli Alpini e tutti i volontari che si sono prestati e donati con gioia per questo evento. Grazie. Ma ora permettetemi di ringraziare coloro senza i quali tutto questo non sarebbe esistito. L'amministrazione comunale, che ha saputo dotare la città di una così splendida struttura in un luogo così importante e prestigioso. Vorrei quindi ringraziare tutti i professionisti degli uffici tecnici del Comune, che vi assicuro sono stati tantissimi. Vorrei ringraziare gli assessori, Walter De Bortoli e Cristina Mirante, responsabili rispettivamente della ristrutturazione dell'immobile e dei lavori di rifacimento della piazza, ma in particolare vorrei ringraziare il sindaco Alessandro Ciriani, che oltre alla Casa della Musica ha rinnovato tanti edifici della città e che si è dimostrato in questi anni veramente sensibile al mondo delle associazioni della cultura e che invito a salire sul palco. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e grazie in particolare alla Scuola di Musica Città di Pordenone. Non vi nascondo che anch'io sono molto emozionato perché l'inaugurazione della piazza e la consegna dei lavori della ex biblioteca era una cosa attesa da moltissimo tempo. E anch'io voglio fare alcuni doverosi ringraziamenti perché la parte amministrativa certamente ha avuto l'idea, ha seguito l'iter, ma ci sono state tantissime persone, tantissimi funzionari dipendenti del comune che ci hanno lavorato. Voglio ringraziare l'architetto Gobbato e l'architetto Rinaldi, il RUP, l'architetto del Mestre, l'ingegnere Brusadin, l'ingegnere Primo Lacantiello, Franca Targhetta, Lorella Marcolin, Sabrina Corona, Sara Ariano, Marta Saxida, le ditte, la ICCOP, la Ricesi, la Grimel. E un ringraziamento anche a Giuseppe Colovati e ai fotografi che hanno gratuitamente messo a disposizione delle foto bellissime che dipingono la storia della musica durante tanti anni a Pordenone, che troverete all'interno della Casa della Musica. Oggi è una giornata molto importante, una giornata importante per la città, una giornata importante per il Comune, perché consegniamo due interventi
di riqualificazione del patrimonio cittadino. Mi sento particolarmente coinvolto perché l'idea di mettere mano a questa piazza e di dare una nuova destinazione a questo edificio avvenne prima che io diventassi sindaco. Nacque una serata con alcuni amici in cui si pensava a come dare un tono diverso, un'idea diversa, un'immagine diversa di una piazza che aveva un valore simbolico importante per la città. E nacque anche l'idea della Casa della Musica, si erano pensate a tante cose. E quindi l'impegno che ci prendemmo, se fossimo diventati, poi lo diventammo, amministratori, era quello di perseguire quell'obiettivo. Quindi un'idea che sento dentro nel cuore. Voglio ringraziare sentitamente, perché quell'idea poi ha preso corpo attraverso l'impegno dei due assessori, Walter De Bortoli per quanto riguarda la parte del patrimonio e Cristina Mirante per quanto riguarda la parte urbanistica e quindi della piazza. Sono stati lavori difficili, complicati, sicuramente non ci ha aiutato il Covid, abbiamo creato disagi. Io voglio chiedere scusa e ringraziare per la comprensione i residenti e i commercianti di quest'area, ma di Pordenone tutta, che hanno sopportato i lavori per poter poi arrivare al risultato di oggi. Noi volevamo eliminare un orrendo parcheggio fatto di un sottolato che saltava, rabbrecciato e riparato con alcune macchie di asfalto in qualcosa di diverso. Piazza della Motta era nel passato una pertinenza del castello. Furono i cittadini pordenonesi nel 1583 a chiedere ai governanti veneti del tempo di poter avere una piazza che serviva per il mercato, e poi nei secoli la piazza era rimasta così, quindi era assolutamente inconcepibile che potesse restare un parcheggio e che potesse rimanere in quelle condizioni. Una piazza nel cuore del cuore della città, e così come nel 1583 i cittadini di Pordenone chiesero il mercato, qui tornerà il mercato appena finiremo anche gli ultimi lavori. Dicevo, il Covid non ci ha aiutato, ma è questione di poche settimane, che riguardano Piazza Ospedale Vecchio e Piazzetta del Dolatore. Volevamo restituire ai pordenonesi un edificio storico della seconda metà del 1700, il Monte dei Pegni, anche questo con un forte valore identitario, chiuso da troppo tempo, e che adesso troverà nuova luce, nuova vita, soprattutto attraverso i suoni e le voci dei tanti ragazzi che frequenteranno la scuola di musica Città di Pordenone. Oggi inauguriamo una piazza e inauguriamo un contenitore. Il contenuto lo inaugureremo il 22 di novembre, per intitolare questa struttura ad una ragazza coraggiosa, combattiva e sfortunata, una musicista e cantante pordenonese che purtroppo è prematuramente scomparsa a causa di un male implacabile. Si chiamava Elisabetta Imelio. Qui ci sono i familiari e concorderemo con loro il modo migliore per inaugurare l'attività didattica della scuola e intitolarle quindi la struttura, per fare in modo che questo luogo sia l'edificio più adatto per custodirne la memoria e il messaggio. Ma non è finita qui, brevemente. Questa piazza è già di per sé bella, ma verrà impreziosita ulteriormente grazie ad un contributo regionale di 800.000 euro che metteremo a frutto nei prossimi mesi per un impianto illuminotecnico straordinario. Sarà un impianto tecnologico che non renderà solamente bella dal punto di vista scenico la piazza, ma ci consentirà addirittura di poter proiettare e trasmettere all'esterno gli eventi, le iniziative, le tante iniziative che si tengono sia all'ex convento sia all'interno della Casa della Musica. E l'altro obiettivo è liberare gli uffici che attualmente occupano una parte dell'ex convento per consentire alle tante associazioni e anche altri gruppi musicali, artistici, culturali che rappresentano l'ossatura della vita culturale della nostra città di poter avere spazi idonei. Quindi un polo culturale di relazione, di vita, di aggregazione, di promozione della città. E vorrei concludere promuovendo la nostra città. Vi invito ad una passeggiata virtuale lungo Pordenone. Se ci pensate, abbiamo acquistato un anno fa circa, un anno e mezzo, l'area Tomadini, una delle aree più belle, più suggestive, straordinariamente affascinante della città, dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista storico, perché da quell'area potete vedere le mura antiche di Pordenone che attualmente sono intercluse. Bene, quell'area noi la apriremo, ci stiamo lavorando affinché i cittadini ne possano godere, ne possano fruire. Uscite da quell'area Tomadini, incontrate Piazzetta San Marco e vedete sulla destra il Duomo e sulla sinistra il municipio, e poi Palazzo Richieri. Abbiamo appena finito i lavori di ristrutturazione delle facciate, e davanti alla Galleria Bertoia, un contenitore culturale. E poi vedete i nostri corsi, che sono l'ossatura, la spina dorsale
della città medievale. E se poi girate a destra per via del Castello, qui incrociate il Museo di Scienze Naturali, poi l'ex convento, poi Piazza della Motta, poi la Casa della Musica, e scendendo trovate Piazza Ospedale Vecchio, e poi la Piazzetta del Cristo, Piazzetta della Pescheria, che è diventato un teatro a cielo aperto, vicino al cuore pulsante della cultura pordenonese di caratura internazionale, il Teatro Verdi, che ospita la più importante orchestra giovanile al mondo, la Gustav Mahler Jugendorchestra. E poi se andate ancora più avanti, dopo il teatro, di fronte troverete la biblioteca e vicino il PAF, cioè il Palazzo Arte Fumetto Friuli, uno dei contenitori culturali più originali che esista a Pordenone, all'interno del Parco Galvani. E spostandoci di parco arriviamo al San Valentino, dove grazie alla generosità dei privati ha trovato sede anche l'Orchestra San Marco, che ha tenuto la prima stagione orchestrale proprio all'interno del parco. Bene, credo che ci siano tutti gli elementi per comprendere quanto siamo fortunati a vivere in questa città. Una città che ha una vocazione imprenditoriale fortissima, che è famosa, una tradizione per la sua forza economica, per la sua intraprendenza, per la sua determinazione, per il fatto di aver gente laboriosa, ma che unisce accanto a questo una vocazione, un'effervescenza e una vitalità culturale straordinaria. Mi ero dimenticato giustamente di ricordare anche l'architetto Luttmann, la Burino e la Bomben, che sono altri tre splendidi e fondamentali colonne del nostro comune. Grazie alla Scuola di Musica della città di Pordenone, grazie a voi per essere presenti a questa inaugurazione dove, ripeto, l'emozione non è mancata. Buona serata a tutti. Grazie signor Sindaco. Prima di iniziare il concerto, permettetevi di dare alcune informazioni. Dopo il concerto ci saranno la benedizione della struttura e il taglio del nastro, a cui seguirà la visita della struttura da parte delle autorità. Successivamente, per chi lo desiderasse, sarà possibile visitare la struttura in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme anti-Covid, visite accompagnate dai nostri splendidi ragazzi e ragazze. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon divertimento. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got a chains to break, holding you where your body resists. Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you going on to someone new? I need someone to hold my head without your news. You give me life and I didn't have.
tutto, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso, e invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no. Quando eri indeciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti, che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. Allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambino senza troppa pazienza. E non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. Il vetro non è rotto dal sasso, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso. L'applauso per sentirti importante, senza domandarsi per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi erano semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi e mi inaridivi, e mi inaridivi, mi inaridivi. Non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, non sento niente, no, adesso niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore, no, nessun dolore, no, 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 nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, no, nessun dolore, no. Nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. Eleonora! Buonasera. Allora, io ho l'onore di salire su questo palco per cantare, ma soprattutto adesso in questo momento per presentarvi una persona che è un amico, oltre che un musicista strepitoso, e ci tenevo a presentarlo io proprio perché eravamo pischelli quando abbiamo cominciato, lui è ancora pischello, io un po' meno, e si suonava così, grazie a Nevio Basso, il mitico Nevio, che ci ha in qualche maniera messi insieme in questa avventura legata al jazz e alla musica. Nel frattempo lui ha calcato veramente dei palchi prestigiosi, arrangiatore, musicista, e insomma è stato sul palco insieme a Stevie Wonder,
Noah e quant'altro. E insomma gli affido volentieri la mia voce, spesso la metto nelle sue mani e sono mani sicure. Rudy Fantin.
ci crederai, ma vedo le mille bolle blu, vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Le mille bolle blu, le vedo intorno a me, le mille bolle blu che volano, volano, volano. Le mille bolle blu, mi sento dondolare tra mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole. Dentro a me le arpe suonano, bacio te e folli immagini giungono. Le mille bolle blu, le vedo intorno a me, le mille bolle blu che volano, mi chiamano, mi cercano. Amore, 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 impazzisco di gioia se vedo passeggiare nel vento le mille bolle blu. Un bacio, ancora un bacio, si avvicinano. Eccole, eccole, sono qui. Le mille bolle blu, le vedo intorno a me, le mille bolle blu che volano, volano, volano. Bolle blu, volano, 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 Grazie. Rudy Fantini, grazie. Grazie, grazie. Adesso richiamiamo la band e vi presentiamo un brano di... Sì. Mi sono data la tecnologia, dovete sapere che però non sono proprio così brava. Quindi... E vi presentiamo un brano di Carole King che si intitola You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day, boy, it made me feel so tired. Before the day I met you, my
My life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like I need to a woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. Till you guess I've been named. Now I no longer suffer. How what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like I need you a woman. Oh, baby, what you've done to me. You make me feel so good inside. And I just wanna be close to you. You make me feel so alive. You make me feel, you make me feel, you make me feel like I need you. You make me feel, you make me feel, you make me feel like I need you. Grazie. Lorena Favotto. Grazie, la band che poi Nancy vi svelerà. Grazie, grazie mille. E Rudy Fantini. E vi presento un attimo anche questi grandiosi musicisti. Partiamo dalla chitarra. Aurelio Tarallo. Al basso Giampiero Cescut. Hai tante fan, Piero, eh? Alla batteria Mattia Pastre. Tastiere Sandro Poletto. Al violino Lorenzo Gioelli. E queste splendide coriste Elena De Marchi, Giulia Barzi, Caterina Macaluso. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore e ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti guardo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco neanche a dirti come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento
finita, non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento per dirti solo una parola, ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, preferisco stare qui da sola che con una finta compagnia, e se davvero prenderò il volo aspetterò amore, amore sia, e non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono oggi sono io, oggi sono io, oggi sono Grazie. Nancy! Grazie. E noi siamo arrivati al termine di questo concerto, quindi vi salutiamo con questo brano molto soft, diciamo. Lo so, vogliamo ricordare anche che dopo di noi avranno l'onore di calcare questo Assolutamente. bellissimo palco anche alcuni degli allievi delle nostre scuole. Certo. E quindi se avete voglia di rimanere, insomma, ci fa piacere, ecco. Bene, e grazie a tutti. Che silenzio! Ci siete? Ok. Ringraziamo anche i tecnici del suono, delle luci della Claps che ci ha curato questo splendido palco. Grazie ancora. The rum is getting low, according to our sources. The street's a place to go. It's not for the first time, just about half past 10. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. The wind is rising, the rum is getting low, according to our sources. The
lift up every angel to rearrange the sky so that each and every woman finds the perfect day. It's a raining Life is stormy weather moving in. I'm not to begin. Hear the thunder, don't you lose your head. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen, it's raining men, hallelujah, it's raining men, amen, it's raining men, hallelujah, it's raining men, amen, it's raining men, hallelujah, it's raining men, amen. Grazie. Grazie, Grazie. grazie. È acceso. È acceso. A chi lo do? Al Don? Non devi presentare, non devi fare tu qualcosa. No, io non devo fare niente. Adesso, come vi accennavo, procederemo alla benedizione e al taglio del nastro per l'inaugurazione della Casa della Musica. Passo la parola a Don Alessandro. Grazie, Don Alessandro. Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Questa stupenda benedizione, che si trova nel Libro dei Numeri, in occasione oggi della inaugurazione di questa sede, ci aiuta a vivere questo nostro momento comunitario con la giusta tonalità. Si tratta della tonalità della lode, perché la preghiera cristiana risulta impossibile se non si ha il senso della lode, che implica la capacità di stupirsi. Siamo qui per invocare da Dio una benedizione colma di luce. La sua benedizione è una energia, una forza, una fecondità di vita che scende su di noi, ci avvolge, ci alimenta, ci trasforma. Dopo esserci accordati correttamente sulla giusta tonalità, così come avviene immediatamente prima dell'esecuzione di un'orchestra, iniziamo questo momento di preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Dio, fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, e lo Spirito di verità siano con tutti voi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi docenti e alunni di questa scuola di musica, che ha come scopo la formazione della gioventù nel progresso delle discipline musicali. Sostieni il servizio educativo che in questi ambienti sarà di casa, affinché il lavoro di coloro che qui vi operano canti la tua gloria, il tuo alleluia. Lo Spirito Santo, amore e bellezza eterna, guidi il loro intelletto e il loro cuore, perché sappiano esprimere in modo giusto ed efficace lo splendore della verità di Dio che è presente nelle sue creature. Rendici tutti capaci di aprire i nostri occhi e le nostre orecchie, affinché, contemplando il volto di Cristo, facciamo della musica l'eco della divina bellezza. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, Maestro e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Assolutamente, grazie, grazie, grazie. Le luci anche. Le luci si sono accese. Fiat Lux. Fiat Lux. Questa la possiamo appoggiare. Adesso possiamo entrare. Sono tutti in silenzio. Tutti ammutoliti.